farsi la propria carriera politica utilizzando i modi o quant'altro, perché la mia storia insegna che se avessi dovuto fare carriera politica avrei dovuto fare altre scelte, perché non ho fatto carriera politica. E però diciamo che affermazioni di questo genere misurano anche il tenore di chi le fa, e quindi la fermo qua perché dovrei rispondere in maniera diciamo più forte anche rispetto a coloro i quali, all'uso del consigliere Pietri, a noi di votare insieme, io e Verde, l'Europista di votare in Forza Italia, chi lo dice magari non si dimentica che ha cambiato partiti ogni 5 secondi e che il trasformismo politico di cui magari il portatore se ne dimentica di che cosa ha fatto. Ma stando nel merito, il punto è un altro, perché sulla questione della confisca, ma perché il governo nel decreto, nel comma Q del decreto che parla di beni sequestrati, e noi ci stiamo attenendo a quello che è scritto il governo, e voi state commettendo un errore, e vi invito a evitare di commettere questo errore, perché sono sicuro che pubblicamente la polemica sarà molto dura dal punto di vista pubblico. Vi invito a non scrivere la parola confisca, perché se voi oggi scrivete approverete l'ordine del giorno, rimandate alla fine della procedura tra primo, secondo grado, terzo grado di Cassazione, sì, diventate imperativisti. Legittima scelta, che io non condivido, che io non condivido. Scusate, si è alzato. No, fuori dal microfono, per favore. E no, se no non ce la fa. Io sto leggendo quello che voi avete scritto. No. Perfetto. Non si deve alzare. Questo l'ho capito. Siccome siamo in una repubblica, siamo in una repubblica. Non si alzare, lasciate terminare l'intervento. Da un po' di tempo a questa parte, insulti, attacchi fuori luogo, che no, adesso evito di arrabbiarmi io.
Grazie alla Chiesa del Consigliere Capo per intervenire per il falta. Grazie Capo per aver finito a tenersi a questa regolamentazione. Solo per riportare il tempo. Grazie. Anche forti doni. Se volete se non spegnete il microfono perché è un po' dichiarare il mio voto favorevole, poi ripeto, siccome ho imparato dalla mia esperienza che difficilmente non cambiamo le critiche, cambiamo le leggi del Parlamento. Io speravo all'inizio, quando abbiamo sostenuto questo ordine, quando mi sembrava che l'orientamento fosse favorevole, che noi lanciassimo un segnale politico che era quello di dire che il Consiglio Comunale che è sempre stato l'ultimo nelle vicende legate alle questioni ambientali,